Ti svegli presto, rispondi alle email, fai le call, metti le cose a posto, sei sempre di corsa, sempre occupato, sempre sotto pressione. Ma fermati un secondo. Quante delle cose che fai ogni giorno servono davvero a far crescere il business? Poche? Nessuna? Allora non sei produttivo, sei solo impegnato. Ogni imprenditore ha due tipi di attività, quelle che riempiono il tempo, quelle che muovono il fatturato. E la verità? Passi l'80% del tempo sulle prime, perché sono comode, ti fanno sentire utile, ma non spostano nulla. Il tempo è l'unica risorsa che non puoi riacquistare e tu lo stai buttando su gestione operativa che potresti delegare, micromanagement inutile, task di basso impatto che potresti ignorare o automatizzare. Fai una lista delle attività settimanali, segna con una X quelle che non generano crescita diretta e tagliale. Ogni ora che passi lavorando per lavorare è un'ora rubata al marketing, alla strategia, alla visione. Vuoi crescere davvero? Allora smetti di occuparti e inizia a costruire, perché il successo non è una questione di fatica, è una questione di priorità.